Grazie a tutti. Ok. Questa è sulla legge Bavaglio, ragazzi. Ci vogliono mettere tutti fuori perché vogliono il controllo totale della popolazione. Formulano leggi insensate per correttivore, per far capire che sono loro che ci governano. Lo sapevamo già, ma loro ce lo confermano. La linea non è più sicura, almeno così dicono. Sono loro i corrotti e cercano un nuovo simbolo per pugnalarsi alle spalle a noi, cosa importa? Anche se già aperta fa più scena a sfondare una porta. Non ho paura di essere intercettato, non commetto danni nemmeno né vicinato. Io so benissimo chi sono, invece loro no. Il Word che ti insegna ricordatevi di Nixon. Non mi altero se mi togli l'immunità. Io non ho paura di perdere la sovranità di un paese rovina, c'è che ancora si china. Ma questi se la corona nella loro dottrina. Non hanno niente da nascondere, ma certa gente sì. Hanno paura di rispondere, però vogliono proteggersi, non c'è privacy. Se non c'è la trasparenza, se usi la presidenza per fuggire una sentenza. Non hanno niente da nascondere, ma certa gente sì. Hanno paura di rispondere, però vogliono proteggersi, non c'è privacy. Se non c'è la trasparenza, se usi la presidenza per fuggire una sentenza. Nascondere il timore di rispondere ai compagni di logia, quindi voce da corretto da confondere. Quella priorità, salve sulla verità, serve una tattica, c'è gente che ci ascolta. Bravo, io ma 7, 9, 7 e tu magari mi dice di quel momento fai pensare in fa. In realtà questa è una tradizione ma interrotta da corte corrotta, lotta all'intercettazione. Senza stop, religione sovrapposta, ciò che chiaro è veramente ma di cui non puoi sapere niente. Stanno creando un mondo senza informazione dove non c'è punizione perché c'è una posizione. Mani legate alla magistratura, emerge la struttura di questa nomenclatura, vive di censura. La stesura di decreti, legge, stile a fuochi, ai soliti noti, pronti a tutto per il loro scopo. Io non ho niente da nascondere ma certa gente sì. Hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy. Se non c'è la trasparenza, usi la presidenza per sfuggire una sentenza. Non hanno niente da nascondere, ma certa gente sì. Hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy. Se non c'è la trasparenza, usi la presidenza per sfuggire una sentenza. Non alzare la corretta, questo è il loro scopo prima. Disinformare la pleba e scoprire dopo. Giocano con le leggi come se giocassero a Monopoli. Portascono i tuoi soldi, mette tu per rotoli. Dicono che lo fanno solamente per noi, così convincono di essere tutti eroi, intercettando chi non fa parte del loro gioco. Mettete ancora benzina su questo fuoco. Continuano a guardare droghe rosse, vengono rimosse, poi sostituite da un gruppo più unite come niente fosse smosse. Le fondamenta di un paese liberato, ancora incatenato e debito col suo passato mai espiato. Perciò con due dubbi ti si a tutela della casta e dei suoi traffici leciti. Perché danneggiare il mondo criminale significherebbe danneggiare il mio corpo come no. Indifferenza da chi non ha paura, noto l'incoerenza di questa struttura che ci governa, sviscera dalle membra, aprono le loro norme e questa è la conferma. Gli girerò le spalle come ho sempre fatto, mancherò di rispetto, di questo me ne sbatto. Continuerò a parlare sempre quando voglio, la mia libertà di parola parte da bene voglio. Ma certa gente sì, hanno paura di rispondere, ora vogliono proteggersi, non c'è privacy. Se non c'è la trasparenza, usi la presidenza per sfuggire una sentenza. non hanno niente da nascondere,